Siamo con Natascia Piai. Natascia, hai lasciato il cuore qui a Vittorio Veneto, rossoblù. Oggi rientri qui a Vittorio Veneto e conquisti con 3 punti con il tuo primo gol in campionato qui a Vittorio Veneto. Sì, è andata bene. Siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, che era sicuramente l'obiettivo principale. Siamo riusciti a non prendere gol, quindi bene. Torno a casa dopo 4 anni e sono felice. È un Vittorio Veneto che ha avuto parecchia difficoltà a chiudere la partita. Ha chiuso proprio nel finale con il secondo e il terzo gol. Secondo te cosa è mancato? Avete avuto magari un po' di apprensione, qualcosa, c'era qualcosa che non andava durante i primi 45 minuti? Sì, abbiamo sbagliato a non chiudere prima la partita perché comunque non possiamo arrivare a 10 minuti dalla fine solo sull'1-0. Dobbiamo essere più ciniche davanti perché abbiamo sbagliato parecchio. Cosa non è andato non te lo saprei dire al momento, Magari però mancava un po' di tranquillità. forse un po' di tranquillità perché magari era la prima partita del campionato, quindi ci può stare e dobbiamo migliorare in questo e chiudere sicuramente già anche nel primo tempo la partita quando possiamo farlo, assolutamente. A chi dedichi il gol? Alla squadra, assolutamente, e alla squadra. Grazie Natascia. Niente, grazie a te. Allora, mister, analizzando un attimo la partita, abbiamo impiegato tantissimo a chiuderla. Sì, forse anche troppo. Intanto niente, complimenti all'Arezzo comunque che ho visto una squadra ha sempre tentato di giocarla, quindi anche per quello un po' ci ha messo in difficoltà. Poi potevamo dire che primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni per concluderla, per soffrire anche meno poi, però sappiamo che nel calcio non tutto quello che si presume poi si realizza, comunque facciamo comunque un plauso a queste ragazze che hanno lottato fino alla fine, sono riuscite poi a fare il risultato più rotondo, c'è ancora qualcosa da mettere a posto, secondo me qualcuna non era al top della condizione, quindi abbiamo sofferto più del dovuto, però ripeto, io credo sarà un campionato come ho sempre detto e continuerò a dirlo, qualche risultato vedevo anche in Perugia, non so se è ancora confermato, ma Infatti ho visto che analizzavi un attimo i risultati, proprio c'è questo pareggio del Perugia con l'Udinese. È certo. andato in vantaggio l'Udinese, tra l'altro. Certo, quindi voglio dire, sì, siamo solo all'inizio, magari le gambe sono ancora cariche dai lavori che le squadre sono state sottoposte, però ripeto, io credo sia un campionato lungo, duro e magari con qualche sorpresa sicuramente. Domenica ci aspetta una partita contro la Federazione Sammarinese, come imposterai la squadra, visto magari c'è qualcosa che non ti è piaciuto sicuramente oggi? Sì, di fronte a un 3-0 uno potrebbe dire ok, portiamo a casa i 3 punti con 3 gol fatti. È chiaro che dovremmo mettere a posto parecchie cose, a mio avviso. L'ho viste anche forse un po' troppo pesanti sulle gambe le ragazze, quindi andremo un po' a modificare anche magari i carichi di lavoro nella prossima settimana, cercando comunque di migliorare tutto quello che c'è da migliorare e c'è parecchio da fare ancora. Comunque esordio positivo, per i 3 punti almeno, qui per te, anche per te, e magari mancava un attimo di tranquillità all'inizio. Ma sì, forse la prima di campionato con le voci che girano attorno, è inutile non dirlo, magari partiamo con i favori del pronostico, la pressione c'era, anche se magari noi lo staff cerchiamo comunque di sminuire il tutto, però insomma ci sta il fatto di non essere così tranquilli come il dovuto. Ripeto, secondo me abbiamo qualità per fare molto ma molto meglio e sicuramente da domenica prossima mi auguro di vedere una squadra più lineare, più sciolta e meno, diciamo, impacciata nel proporre il proprio gioco. Grazie, mister. Grazie a voi, arrivederci. Ora siamo con mister Tessa Manuela. Mister, Yes. aveva detto in settimana Casula che è una squadra giovane ma con grinta. Si è visto un po' a tratti però questo Arezzo sì difendere, ma non ha magari smesso anche però di attaccare. Beh, intanto sì, è una squadra giovane che si approccia a questo campionato, diciamo non abbiamo una punta di ruolo, quindi in fase di possesso pecchiamo un pochettino. Dispiace il risultato, 3-0 mi sembra un risultato un po' troppo largo sinceramente. Gli ultimi due gol sono venuti, uno al 39esimo e uno al 44esimo, e abbiamo avuto la palla del pareggio subito a inizio secondo tempo a 4 minuti
Però è un gruppo giovane, questo serve d'esperienza, bisogna approcciarsi diversamente alle partite. I primi 25 minuti il Vittorio Veneto ci ha messo sotto, ha soprattutto su un sacco di calci di punizione, però dei lati positivi li ho visti, c'è da lavorare, lo sappiamo, abbiamo preso 2 gol che potevamo anche non prendere, diciamo errori tecnici individuali, però continuiamo a lavorare e sicuramente si vedranno i risultati. Comunque secondo me è un Arezzo che potrà far strada, però dicevi proprio che pecca un po' di inesperienza. Assolutamente sì. Noi intanto non sono abituati a questi ritmi, non sono abituati a soffrire fino alla fine, perché prendere un gol al 39esimo, 40esimo e uno al 44esimo vuol dire che comunque hai mollato e non sei stato sul pezzo, perché poi sull'1-0 il pareggio, come abbiamo visto, poteva avvenire in qualunque modo, poteva venire anche il secondo gol del Vittorio Veneto, ci mancherebbe. Anche se il Vittorio Veneto ne ha sbagliati tantissimi. Bravissimo, ha sbagliato tantissimi gol, questo in dubbio. Però consideriamo che il Vittorio Veneto è squadra che fino all'anno scorso stava in Serie A, quindi ci sta, ecco, non ci sta questo 3-0 così largo, non mi è piaciuto sinceramente. Grazie mister e in bocca al lupo per la In bocca al prossima. lupo anche a voi, arrivederci.